Cena di Natale del Treviso Calcio che porta in dono tante novità. Sabato si gioca la penultima gara del 2023 contro l'Atletico Castagnato al Tenni, ma la squadra biancoceleste, seconda in campionato, già festeggia la fine di un anno ricco di successi e pensa ai prossimi passi. Cambiano alcuni volti del consorzio Treviso Siamo Noi. Red Canziana sta realizzando un nuovo inno per la squadra e il sindaco Mario Conte annuncia un nuovo campo di allenamento. Subito la parola ai protagonisti della serata. Marco Pinzi, presidente del consorzio Treviso Siamo Noi, stasera alla festa di Natale del Treviso Calcio, occasione importante per presentare i nuovi consiglieri del consorzio. Chi sono? Allora, come nuovi consiglieri, oltre al confermato Luca Callegher di Commauto, abbiamo il dottor Stefano Frezza del gruppo Grigolin, il dottor Pinzi Luca di Z Group, abbiamo il dottor Milan Giuseppe e abbiamo il dottor Botter Alessandro della Botter Wine. E confermati Marco Pinzi alla presidenza e Mauro Carraro alla vicepresidenza, giusto? Sì, esattamente, anzi ringrazio i soci che hanno dato la riconferma a questo ruolo per me molto importante, come la conferma del vicepresidente Carraro che per me è imprescindibile. Ecco, stasera è quasi un punto di partenza più che un punto di arrivo. Anche in vista del 2024, quali sono i vostri prossimi obiettivi? Allora, gli obiettivi naturalmente sono quelli di migliorare, ma soprattutto quelli di consolidare quello che abbiamo fatto fino adesso. Avere delle basi solide penso che potrà farci lavorare più sereni per il nostro futuro e sicuramente per andare a migliorare già quello che stiamo facendo. Beppi Lucchese, presidente del Treviso. Un'altra novità della serata è che Red Canziana è già al lavoro per scrivere e musicare il nuovo inno del Treviso, giusto? Sì, ci sta ancora una volta dimostrando la sua grande vicinanza e amicizia. Sono passati 25 anni dal momento in cui ha prodotto il primo inno per noi e sentendoci al telefono perché volevo che partecipasse a questa serata mi ha garantito che è già al lavoro per mettere a punto il nuovo inno che presenterà magari alla prossima cena che avremo di chiusura con tutta la squadra. La squadra al secondo posto, al di là di quasi ogni più rosea aspettativa, vista che il Treviso è neopromosso, come giudica fino ad ora l'annata? C'è solo da rimanere estremamente contenti, non ce l'aspettavamo, anche se in cuor nostro pensavamo sicuramente di avere le qualità da poter fare un buon campionato. Ci stiamo riuscendo alla grande, non abbiamo ancora raggiunto nessun obiettivo, la strada è lunga, però siamo soddisfatti anche per il metodo e con il modo che siamo riusciti a ottenere questi risultati. Capitan Simone Salviato, festa di Natale del Treviso, una squadra che veramente si è intrecciata con il territorio, tanto che i giocatori sono sparsi assieme ai consorziati, assieme alle figure del Treviso Calcio. No, penso che sia un'iniziativa bellissima come l'anno scorso ritrovarsi qui a Radica e la cosa bella è proprio quella che hai citato, che tutti i giocatori sono partecipi alla serata e tutti i giocatori vanno a cercare quelli che sono gli sponsor, i consorziati e i dirigenti del Treviso e questa penso che sia una delle cose più belle della serata. Un pensiero anche a Dario Sottovia che stasera manca ma per una giusta causa. Salutiamo innanzitutto il bomber Dario, speriamo che la sua donna, tanto la festa va avanti, e speriamo che la Carlotta possa esaudire il desiderio, anche quello di Darietto, di far nascere Ettore e quindi lo aspettiamo, un nuovo Paguro biancoceleste.